Buonasera a tutti. Buonasera cari amici, benvenuti anche questa sera alle Sibille Interattivi con Marietto Veneziano e Hildegarda. Il Lei, Hilde, Degalco. Ero in sospeso. mi racconta un po' qualcosa dei nostri amici che seguono da casa. Ed è un bel po' che non siamo più praticamente insieme, cioè che non sei ospite in questo favoloso format. Show, format, va bene. Tipo Domenica In, no? Come si chiama Domenica In? Quello lì? La Russo, D'Urso, Carmen Quello D'Urso, è il no, pomeriggio 5. pomeriggio Per 5, lui. qui siamo. Sì, Allora, sì, sì. stasera cosa proponiamo ai nostri Ma amici? allora, questa sera tu sarai con le Sibille, io con le carte del Il vostro destino, queste carte qui che comunque sono sempre alla stregua delle Sibille, in ogni caso sono basate sugli arcani minori. E dunque, doppio responso. Quante carte giriamo? Lo decidiamo adesso, prima di cominciare a Penserei rispondere? 7 perché se siamo in due, 7 io, Esatto, così 7 diamo te, spazio anche a 14. più persone. Va bene, Esatto. perfetto, d'accordo, sono d'accordo. Allora, dunque, questo doppio format dove rispondiamo in due. Vi ricordo di mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo semplice, chiaro e preciso. Se per caso la vostra domanda verte su un'altra persona, dunque ci chiedete di controllare, non so, il vostro compagno, il fidanzato, l'amica, la collega, quello che è, ricordatevi di mettere anche il nome di questa persona e la sua data di nascita, importante, mi raccomando. Il segno lo deduceremo noi, lo deduciamo noi, non abbiamo bisogno che ci mettiate il segno zodiacale o lui, lei, troppo generici, nome e data di nascita. Considerate che durante i consulti privati a pagamento, che sia il marietto che la sottoscritta teniamo su appuntamento, mentre ci sono, vi dico WhatsApp o anche che è un costo Telegram? di 20 euro. Esatto, 20 euro 45 minuti. Durante il consulto privato vi chiediamo ben di più, vi chiediamo la fotografia, vi chiediamo il cognome, perché sono tutte informazioni vibrazionali molto importanti per avvicinarci sempre di più in modo preciso a una risposta, come Hilde, dire, tu chiedi anche il attendibile. codice fiscale per la fattura? Sì, io chiedo anche il codice fiscale perché emetto regolare fattura. Questo sappiate che è il nostro lavoro, dunque non siamo turisti della domenica, facciamo questo proprio di lavoro. Bene, benissimo. Praticamente. Allora, Ma Hilde, vi hai ehm, raccontato del nostro sito? no, è vero, lo dico spesso e stavo per dimenticarmelo. Dunque, il nostro sito si chiama ilcapitano.intervista.org, ormai è online da quasi 7 anni, vero Marietto? Più o meno. Sì, 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 sì. Gli è già caduto il primo Mm. dentino. Uh! Tra un po' lo Sì, iscriviamo in seconda elementare, va bene. sì, Sì. sì. Ti giuro, Ok. gli è caduto il dentino, è venuto il sito col dentino. Metti un circuito, metti subito in uso un circuito. Sì, sì. A proposito di circuiti, ne troverete veramente molti gratuitamente, sempre disponibili e già raccolti in dispense con un minimo di spiegazioni. Dunque andate, visitate il sito, girate tutte le sezioni del sito perché sono molte le zone dove troverete appunto materiale gratuito che potrete scaricare liberamente. Dunque giratelo un po' tutto, c'è anche qualcosa sulla Cabala, l'ermetismo, i salmi usati a scopo trasmutatorio, dunque ci sono veramente delle cose interessanti per gli amanti dell'esoterico, dell'esoterismo e del settore. Ma c'è anche la sezione shop dove troverete i nostri servizi a pagamento perché oltre ai consulti siamo in grado di offrire anche altri servizi di sostegno o comunque nel tentativo Indagini col appunto di. pendolino, quelle cose lì. Esatto, indagini, ma anche trattamenti energetici di riequilibrio con il pendolino, anche Sì. sigilli, talismani, ritualistica. Dunque, se
se questa cosa vi può interessare, chiaramente soprattutto per quanto riguarda gli interventi mirati alla persona è sempre necessario comunque un consulto di valutazione. Bene, detto questo, vedo che Possiamo... abbiamo molti amici, che dici? Cominciamo a salutarli e a rispondere? Sì, dai, salutiamo i nostri amici, che vedo che sono già Iniziamo qua così, parecchi. per caso. Va bene. Per caso, dai, niente. Allora, buonasera, sì, così, va, mentre ci troviamo, va, non era per questa la Salutiamo serata. anche noi. Noi Va bene. salutiamo i nostri amici. Allora, No. Manuela, buonasera, buonasera Chiara, buonasera Tatiana, buonasera Claudia, buonasera Antonio. Oh, ho fatto un gran balzo, dunque buonasera Daniela, buonasera Manuela, di nuovo, vabbè, l'avevo salutata per prima ma ha messo la domanda. Buonasera Cassiopea, ok, benissimo. Benissimo. Ok, vedo che no, allora Tatiana ha messo 2 volte la domanda, ma ovviamente rispondiamo alla prima che ha messo. Tanto è la stessa, l'ha Buonasera, è formulata in arrivata anche parole diverse. Lara, eh? È arrivata anche Oh, Lara. buonasera Lara, buonasera. Benissimo, allora direi di non cianciare oltre. Sì, era Mi ora. piace questa parola, cianciare. È bella, vero? È Allora, simpatica. facciamo Allora, 7. Sibille, io e tu, il ok. È il vostro destino. vostro destino. Vediamo la prima domanda che è. Ok. La prima domanda è rullo di tamburi, Tatiana. Tatiana che chiede se venderà la sua auto entro fine anno. Tatiana è del 5 settembre dell'80. Faccio io o fai tu? Tu, Faccio prima io, poi fai tu. certo, tu sei Ok. il padrone di casa e io sono l'ospite Allora, questa sera. vediamo un po', eh. Vediamo un po'. Tu segui l'evoluzione. Vediamo un Io po' per la... guardo, Ah, dunque, sono attentissima, eh? la nostra Allora, Tatiana, Tatiana, 5 settembre dell'80. ma Eh, sembra, guarda qua, sono delle belle uscite, perché qui si vede già il contratto, e un contratto stabile. Che pensi, Ilde? Un contratto, sì, insomma, non sì, male. probabilmente dice anche che la macchina ha qualche annetto, visto la vecchia signora, però è sicuramente ottimo il taglio. È una Adesso macchina, però, sai, sembrerebbe affidabile. sì, però il problema è che devo allargarmi un po', mm, ok, va bene, lasciamo un po' la situazione un po' così, vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, vediamo un po' qua. Allora, vediamo che insomma la nostra Tatiana sta sospirando e ha avuto molti, come si dice, molti chiamate oppure messaggi, oppure ha avuto qualcuno interessato molto. Anzi, io chiamerei anche le viste le Le ho Sibille? viste, le ho viste, le ho Visto, hai viste, le ho visto, c'è viste. molto, c'è molto carne al fuoco, come si suol dire, vedi? Lettere, Mm, messaggi, poi mm, mm, mm. pensieri, però c'è qualcosa che stride un attimino, forse un attimino, non so, un po' troppo nervosismo. E poi però vedo che c'è qualcuno che... aspetta che allargo un po', perché Sì, scusa, sì. vedi, qua c'è gran consolazione che magari sta decidendo, però non vedo subito, cioè al taglio sembrava che la faccenda, Hilde, cosa dici? Al taglio sembrava la faccenda vincente. Allora, sì, io in genere quando c'è gelosia in situazioni economiche può preannunciare comunque qualche perdita, vale a dire che secondo me venderai la macchina a un prezzo inferiore del suo valore e ti dispiacerà perché poi l'ultima carta fa capire che c'è un po' di dispiacere, cioè la cosa si fa, ma avrai il rimpianto di averla svenduta, diciamo così. Però secondo me sì, secondo me la vende. Quindi lascio a te il tuo, va bene? Hilde? Va bene, d'accordo, sempre per Tatiana e dunque sempre per l'auto. Vediamo entro fine anno, 5 settembre dell'80. Allora,
qui abbiamo, scusate, queste carte non le conoscete, dunque ve le giro in modo che le vediate. Sorpresa e insincerità. Dunque c'è un qualcosa che non è completamente trasparente riguardo questa eventuale trattativa per l'auto. Vediamo un po'. 3, 6 e 7. Allora, vedi, anche qui abbiamo delle circostanze comunque interessanti. Dunque, buona fede, trionfo, direi che effettivamente è possibile stringere un accordo, un contratto o comunque trovare un compromesso per questa cosa della vendita. Vedi che sembra proprio anche con la carta della felicità che le cose comunque procedono in modo abbastanza interessante, dunque sicuramente ci sono delle persone che si fanno avanti, è abbastanza compatibile con l'arrivo di quelle notizie, il messaggero della stesa precedenti, dunque c'è sicuramente un interessamento, ma come vedi qua la stesa parla di stare allerta perché probabilmente un uomo d'affari, dice uomo d'affari è rottura, dunque probabilmente ci sarà qualcuno che la prenderà a discapito tuo, tra virgolette, cioè sarà lui a fare l'affare. In ogni caso partiamo da buona fede e trionfo per te, comunque ritengo che la vendita avverrà entro fine anno, però probabilmente Tatiana dovrai accontentarti di qualcosa meno rispetto alle aspettative iniziali. Bene Marietto, proseguiamo? Eccoci qua. Ok. Sì, possiamo proseguire perché mi è piaciuta la tua stesa, mi piace sempre ascoltarti. Va bene, Grazie. andiamo avanti. Andiamo avanti, Allora, la abbiamo la prossima. domanda di Manuela. Vuole Sì. chiedere se è stato rubato il suo cane Buddy. 31 agosto del 2016 il cane. Ci dispiace, evidentemente non riesce più a trovarlo da nessuna parte, si chiede se gliel'hanno rubato. Vediamo un po'. Mescolo Cane, anch'io, vediamo se Buddy è stato rubato. se il nostro 31 Buddy agosto 2016. è stato rubato Buddy? Ti conviene, Strategia. ecco, spostarmi. Esatto, strategia. Sono delle carte un po' così, queste, perché fanno capire che molto probabilmente c'è stato qualcosa di strategico, non diciamo, però Ma non è un vero sembra. e proprio furto, almeno al taglio. Ora poi vediamo la stesa. Il taglio sembra più che qualcuno magari abbia concordato di trattenerlo, oppure, È stato vabbè, un furto, l'hanno sicuramente. trattenuto, ehm, l'anonymous card. Piccolotto, non stiamo Che- parlando No, ma dell'anonymous sai che card. fanno i riscatti anche per i cani? Tu scherzi, ma fanno i riscatti. Sì, ma Comunque, può anche non è essere che che l'abbiano trovato, abbiano pensato, vediamo, teniamolo per un po', se nessuno lo reclama. sì, Comunque, aspetta vediamo, che vediamo un po'. allargo la cosa, Sì, la allargo la stesa. Voilà, vediamo un po' per il nostro cagnetto se l'hanno rubato. Morte, pensiero, allegrezza, amore, 3, 4, 5, 6. E insomma, è una stesa un pochettino complicata qua, perché vedi, già qui c'è stato un cambiamento. Qui io oserei chiamare in causa la Hilde, che è una specialista di. Non è stato rubato. No, non è Secondo stato me rubato. no. Anzi, Secondo è me stato. da quella stesa lì no. Insomma, sembra che la fortuna sia da parte delle buddy, a parte gli scherzi. Però, insomma, amore, Ovviamente, è una ovviamente no, battuta. però, Non, a parte l'inizio che c'è stato un cambiamento, e vediamo la padrona un po' in pensiero, però insomma il cane in sé sembra che sia sta andato, bene. sta bene, è andato quasi in paradiso, perché fortuna, amore, Oddio, allegrezza. non dire così perché c'è già la Sì, prima no, carta che non. Sì, insomma, però diciamo che effettivamente sono delle carte positive, belle estremamente carte per positive.
Belle Comunque carte, sì. sia, Manuela Baddi sta molto bene dalla stesa, eh. Lo so che a te magari manca, ma Lascia la parola a Ige che della nonna vediamo di un Sara. po'. Marietto, l'anonima Sara. Come si fa a fare cose serie? Scherzo. Allora, vediamo un po'. Baddi, sì, allora, care entità delle carte. Come sta Baddi? Insomma, è stato rubato? Fateci sapere. Baddi, 31 agosto 2016. Matrimonio sorpresa. Anche queste non sono carte brutte, vediamo un po'. E 7. Ma no, anche qui non sembra un furto. Però sembra essere finito nelle mani di un uomo bruno. Mm, mm. Le cose sono due, non so se tu hai un ex marito, allora magari te lo ha preso lui, ma non penso. Comunque sembra che l'abbia recuperato un uomo bruno. Mm. Ma non ci sono tracce di furto, non ci sono carte di sotterfugio. Ehm, Però come pensavo e come ho detto scherzando, in ogni caso è possibile che la persona che lo ha in questo momento comunque è molto attento nel muoversi e sembra che cioè, è prudente, ma forse è per questo che non è molto affidabile, cioè è prudente nei confronti del cane, c'è una carta del trionfo, comunque una cosa positiva. Ma non so, sembra che ce l'abbia questo uomo giovane. Mm. Mm, 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 mm. Ma non è un furto perché non ci sono carte di furto, a meno che effettivamente non pensi di guadagnarci qualcosa su questo cane. Non so se è un cane di razza o cosa, però eh, non sembra un furto. Era uscito il venditore, no? Alla fine come ultima carta, quindi molto probabilmente c'è anche questa possibilità. Beh, non è proprio un Sai, furto, però insomma. non è un furto, ma gli è capitata un'occasione. Mm. Andiamo Allora, avanti. andiamo avanti Sempre triste parlare di cani che vengono non perché guarda, smanettano. diventano veramente parte della famiglia, è una cosa, Achille, il nostro eh, Achille. lo sai, anche noi abbiamo un cane, dunque sappiamo benissimo come ci si sente. Sì, sì. Andiamo avanti. E che Allora, c'è la abbiamo domanda di stasera? Claudia. Questa Claudia, Claudia che ormai allora, fa Claudia vuole parte. sapere se John, 12 ottobre 74, scriverà a Claudia, 11 giugno 76 e 72, entro la fine aprile per un incontro. Grazie. Vediamo Dunque, un po'. nell'arco dei prossimi giorni, insomma, Giorni, entro fine vediamo un aprile. po'. Sibille, ditemi della Claudia. Se la nostra Claudia riceverà. Aspetta che ho visto. Vediamo un po' se la nostra Claudia riceverà un messaggio bomba. Diciamo bomba. Esatto, io anche comincio a mescolare, così mi porto avanti. Tu blu, io giallo. Quindi, ok, aspettate, scusate, tiriamo giù. Dai, va là. Bel vedere e conversazione. Beh, questa è una partenza bomba, è un taglio positivo. Si vede che non dipende da Claudia, e però quando si apriranno le cataratte del cielo, la conversazione c'è. La metti, la metti sul biblico, ma c'è un'attesa positiva comunque, dunque Non è una cosa negativa. Adesso no, non è un taglio negativo. allargo il quadro. Voilà. Allarghiamo il quadro e vediamo un po' per la nostra Claudia. Beh,
direi che questa stesa qua è una stesa importante, perché vediamo che c'è un grande lavorio, però di nascosto e pensieroso il nostro John pensa a qualcosina 3, vedi? E sembra quasi che ci sia una possibilità importante per Claudia, però non si capisce bene qua le 2 carte. Io qui chiamerei in causa, l'anonima Sardi. Vediamo un po' cosa ci dice. Allora, a cosina 3 mi hai stramazzato. Ti assicuro che ho cominciato a ridere. Vabbè. Allora, Insomma, quello è una ma carta Ide la di vedi anche flirt. Eh sì, sì, è una carta adesso sì, ma di stavo dicendo, corteggiamento. non a 3 nel senso, però vedi che c'era prima Io il l'anonima sarda, ma anche tu stai Va bene, fammi chiamerai torniamo Rocco. torniamo seri, maledetto. Allora, fai Ascolta, una comunque cosa, per recuperare toglimi, così io mi riprendo un attimo privatamente. Scusate, non riuscivo a schiacciare. Dai, a parte gli scherzi, c'è grande lavoro, qualcosa di nascosto, e lui ci sta pensando, a parte di la Inde mi fa ridere. Non sai Basta, sembriamo ubriachi. Ucciso il bambino. Ah, bene, hai capito, è scappato. Ti rispondo io, Claudia, va bene. Allora. Oh Gesù. Allora, vediamo se c'è quest'invito. Allora, prudenza e guadagno. Beh, è possibile che ci sia una valutazione da parte del John. 3, 6 e 7. Allora, beh, tu volevi sapere entro questo mese, dunque mancano pochi giorni, vediamo se le sibille riescono a darci questa risposta nell'arco di questi pochi giorni. In effetti c'è la speranza, è la prima carta con cui apre e tra l'altro segue la soddisfazione, il che significa che avrai soddisfazione delle tue aspettative, c'è anche la vittoria, capisci che sembrerebbe proprio che la questione sia fattibile e dunque che la tua domanda abbia esito positivo. In effetti addirittura matrimonio, che equivale alla carta del Meneo. Diciamo che è una bellissima conferma, non voglio dire che da qui alla fine del mese ti sposerai con John, questo no, però sicuramente è possibile che questa cosa abbia il sapore di un incontro a sorpresa. Comunque magari non ti fa questo invito in una modalità che ti aspettavi o nei tempi attesi da te, però sembra che questa cosa in qualche modo avverrà, solo che c'è dolore messaggero, dunque o l'invito parte e poi viene rimangiato, oppure l'invito parte, avviene, ma segue un momento non felicissimo dopo. Ok, Marietto, ti sei ripreso? Scusate, mi sono ripreso. Eccoti qua, va Bene, bene. andiamo avanti. Comunque andiamo avanti. Allora, la prossima domanda è di... Grazie, ora un specchio, mi avete messa di buon umore, la Lara, va bene. Allora, la prossima domanda è, beh, Tatiana l'abbiamo risposto, Lara, io vorrei chiedere se partiranno i corsi a pagamento, vabbè, chiaramente non è una domanda da Sibille. Sì, ci stiamo organizzando, effettivamente abbiamo intenzione assolutamente di farli.
ma abbiamo in cantiere tante cose in questo momento, dunque un passo alla volta, ma ci arriviamo assolutamente. Allora, Luciano chiede, intanto ci saluta, buonasera Ilde Marietto, vi chiedo se è possibile sapere se nel prossimo futuro posso uscire da un periodo no che sto attraversando. Prima data di nascita, 11 dicembre del 50. Bene. Allora, vediamo se supera questo periodo no. Luciano, vediamo un po'. Al taglio è positivo, Luciano, al taglio sembra che affari, stanza e conversazione, quindi parlerai con molte persone e intavolerai sicuramente qualcosa di propositivo, giusto Hilde? Anche tu la vedi sì, così? allora sicuramente un clima di amichevolezza, familiarità, piacevolezza, serenità, dunque secondo me è anche un po' un suggerimento indiretto quello di stare in mezzo alla gente, quello di parlare con le persone care. Probabilmente è un primo modo per riuscire a uscire da questo periodo, no? Comunque vediamo poi la stesa, è Vediamo la un buon stesa? taglio. Hilde ti chiudo e poi ti Sì, riapro, va sì, va bene? bene. Vediamo un po' per il nostro Luciano. Artista, messaggero, donna in servizio. 5, 6, 7. Beh, alla fine il risultato, vedi, la riunione c'è. Vediamo insieme la Hilde, va, che stasera è molto lanciata. Via, Hilde, dai un consiglio su queste carte. Sì, allora, effettivamente le sibille che ha girato il Marietto non identificano un periodo tanto critico, sembrano comunque aprire a novità. C'è lì il messaggero che porterà notizie, che porterà qualche movimento interessante, un'apertura più positiva. Tra l'altro con la donna maritata è chiaro che non solo l'apertura è positiva, ma è anche di accudimento, di positività, cioè ritengo che sarà in grado di ritrovare ecco, una gestione Unità. più serena Esatto, sì. della tua vita. Se guardi c'è anche allegria, dunque è un periodo dove la cosa che dovrai evitare è di chiuderti in te stesso, quanto piuttosto cercare il conforto, la vicinanza delle persone care, di ricreare intimità. Probabilmente quello che ti confonde, vedi che c'è la carta dei deliranti, ti confonde un po', forse qualche attesa, forse vorresti, desideri che una persona tornasse da te e magari è questo il periodo no, ma vedo il ritorno, almeno dalle sibille sembra proprio che avverrà un ritorno, anche se ti porta confusione. Mm. Bene, allora giro anch'io 7 carte, vediamo per Luciano, vediamo se supera il periodo no. Allora, le carte del destino parlano di viaggio e di buona fede, dunque se non è un viaggio fisico vero e proprio che ti aspetta o che magari hai bisogno di organizzare, è anche possibile che si riferiscano a un cambiamento di condizione, dunque positivo perché c'è la carta della buona fede. Allora, qui tornano significati simili, anche se pare che i personaggi che compongono la stesa in risposta cambino di tipologia. Vale a dire che è possibile che forse
anche nel sollievo che procura la presenza di un amico, di una persona cara, o potrebbe anche essere un fratello o un amico fraterno. In ogni caso c'è un qualcosa di, c'è una figura di riferimento che può esserti accanto in un periodo di indecisione. Dunque, devi cercare di non isolarti, anche qui il senso torna a farsi simile, e di trovare conforto nei valori più autentici di familiarità, di intimità, di sostegno reciproco, di amicizia. Dunque, sembra proprio comunque che questa indecisione o questo momento critico dove non sai bene forse la strada che è più giusta prendere o quale percorso scegliere, in realtà sembra che sia possibile avverrà un chiarimento, quale che sia, e se per chiarimento si intende il poter parlare con qualcuno che in questo momento è causa di un tuo disagio, non perché sia causa questa persona, ma magari la situazione che stai vivendo nei confronti di qualcuno ti porta a questo disagio, o magari questo periodo no, ha avuto origine da un qualche tipo di rapporto che non è stato chiarito, e dunque sembra possibile arrivare a un chiarimento. O comunque, in virtù della tua domanda, supererai il periodo no? Sì, questa cosa si dipanerà, si dissolverà. Dunque, anche per le mie carte, e la risposta è favorevole, positiva. Senti, hai visto l'orario? Sì, ho visto. In effetti, cosa dici però? Abbiamo fatto un po' uno sketch comico a un certo punto. Vogliamo rispondere a un'ultima domanda al È volo? un'ultima domanda, Eh? vai, Izzy. Sì, Allora certo, mi abbiamo la dispiace per lo domanda. stesso. No, dai, penso che qualcuno si sia anche divertito. Allora, c'è la domanda di Angela, 23 febbraio, mi sono impapocchiata, 23 febbraio 1982, mi chiamerà Vittorio, 41 anni. Qua siamo un po' troppo sul generico, proviamo. Angibella, giusto? Vediamo se lo chiamerà. Esatto, Angela. Se Ok, vediamo. Vittorio la chiamerà. Vi ricordo però che preferirei immeteste la Sì, data perché di sennò nascita già piuttosto che perdono così. attendibilità, 41 Capisci? Se anni. Angi, Chissà certo, quanti Angi è così, Vittorio di 41 anni ci se sono. mi e Sibille stanno chiamando. Vittorio? Se la richiamerà, Mhm. vediamo un po'. Beh, Vediamo. mm, Vittorio mi sembra che stia aspettando Mm, che qualcuno. È molto lanciato sto Vittorio. Non sì, so, guarda un po' sto Vittorietto che direi proprio di sì, eh. sì, ha gli ormoni a mille qua, vedi, hai visto che Io cazzo. poi mille stasera. Cosa c'era nella cena, Marietto? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Guarda. Allora, vediamo un po'. Però la stesa È una stesa un po'. non è più proprio. Aspetta che la faccio vedere un attimino. Sì, Aspetta, sì, faccio vedere un pochino così. Ecco, vedi? Così che la vede anche la nostra Hilde, vedi? Insomma, la facciamo commentare la Hilde, va? Perché è in forma questa sera. ah, Vai, va bene. vai Hilde, vai. Allora, sì, fammi rivedere la prima carta, prima del pavone, cosa c'è? Aspetta che ti rimuovo un attimino. Ah, hai visto? Cioè, Ok, sì, come, perché io la vedo come loro, e quando sono io sullo schermo vedo quello che vedono loro, cioè quasi niente. Dunque, c'era la carta della conversazione, poi c'era superbia, gelosia, dunque sì, mm, sì, diciamo che ci saranno altre conversazioni, dunque perché no, parlerete ancora, ma queste conversazioni prenderanno una piega meno felice, nel senso che emergeranno degli aspetti caratteriali molto meno piacevoli e inizieranno dei primi contrasti, anche perché
là compare una vecchia signora. La vecchia signora a volte è una ex, dunque a meno Già. che questa persona non abbia un morboso attaccamento nei confronti della madre, e ci sono anche uomini di questo tipo, potrebbe indicare invece una ex. E questa ombra lunga, ovviamente, di cui probabilmente sembra che ci sia il gatto lì, giusto? C'è la falsità, è Eh, giusto? Non me lo ricordo più, dopo la malinconia. un po' così, vedi. Sì. Dunque in chiusura abbiamo anche la falsità. Capisci che Carte pesanti, eh. anche se ti dovesse ricontattare, la cosa girerà in modo meno felice, compreso il fatto che ti nasconderà delle cose, Esatto. o Poi che c'è ti prometterà delle cose che non hanno. stato, Sì, sì. la gelosia sono forti incomprensioni. Secondo me tirerà fuori degli aspetti caratteriali che non ti piaceranno tanto. Mm, non, qualcosa che non. Vabbè, vediamo comunque Vittorio, 41 anni. 41 anni, dunque sarà, non so, del 79, se non li ha già compiuti, ed è dell'80. Boh. Allora, vabbè, riflettevo ad alta voce per capire più o meno l'anno, quantomeno una scia. Vediamo se Angi l'ha messo in fondo la data di lui. No, non l'ha messa, va bene. Comunque se la chiamerà ritardo, messaggio. Beh, arriverà sicuramente. Però anche qui le carte sono molto coerenti con quello che abbiamo visto nella stesa del Marietto, dunque abbiamo una situazione dove l'iniziale entusiasmo e partenza si trasforma in una serie di impedimenti, dolore, impossibilità, e poi c'è qua una curiosa carta del fidanzamento, più o meno dove era collocata la vecchia signora del Marietto, dunque diciamo che anche qui c'è un qualcosa che ancora lo turba probabilmente, vedi malattia. Dunque c'è un legame per cui lui ancora non ha superato determinate ferite, e anche l'uomo d'affari fa le cose per suo interesse, dunque è abbastanza equiparabile alla falsità di prima, cioè il fatto di cogliere un po' le opportunità in senso proprio opportunistico. Dunque non la vedo come una cosa che poi ha un proseguo interessante per te. Probabilmente sono uno di quegli incontri specchio che servono a noi per correggere alcune cose. Lui probabilmente tirerà fuori degli aspetti su cui hai necessità di lavorare. Non penso, partirà bene, ti assicuro, come l'abbiamo visto di là dalla stesa del Marietto, anche qui buona fede e felicità, sembrerà partire bene, dunque all'inizio non crederai a quello che ti stiamo dicendo, ma poi evolverai in modo non positivo. Sì, più o meno. Mm. Bene. Bene, Bene, ho fatto questa il volta direi che 38. diamo la buonanotte. Sì, sì. Notte. Diamo la buonanotte ai nostri amici. Vi ricordo che personalmente sarò nuovamente in diretta venerdì alle 21:30 sul mio canale YouTube, dunque tornate a trovarmi. Se non conoscete il mio canale YouTube, cercate Ildegarda, così come il nome che vedete scritto qui in azzurro, Ah, venerdì 21:30 sul mio canale YouTube. Altrimenti tornerà poi il Marietto, lui con le sue numerose pillole sul suo canale, qua dove appunto ci state guardando, ma anche con altre dirette. Dunque vi ringraziamo. Marietto, lascio a te i saluti finali, sei tu il padrone di casa. vi saluto e vi ricordo chiaramente quello che ha già detto Ilde, 21:30 venerdì nel suo canale, e poi ritorneremo insieme mercoledì prossimo in Tegana, detto veneziano, stessa spiaggia, no? Stesso. Stesso mare. Sì. Eh, Buona serata a tutti.